Oggi una conferenza stampa per presentare una iniziativa, un convegno che domani organizzerete presso il Consorzio Universitario su tematiche che inerenti alla sicurezza del lavoro e anche altro. Sì, si tratta di un seminario di studi dal titolo La sicurezza nei luoghi di lavoro, un diritto, non un dovere. È un argomento per sensibilizzare, sia gli ordini tecnici che gli ordini medici. Infatti avremo presente sia il commissario Zappia che tutti i presidenti degli ordini, architetti, ingegneri, geologi, dei medici Petruzzella, degli psicologi, eccetera. Anche delle associazioni che si accreditano, che hanno voluto partecipare alla Unione, all'Associazione Rete Civica. La Rete Civica della Salute ha stipulato nel passato ed oggi dei protocolli d'intesa proprio per collaborare in questo obiettivo della salute delle persone, dell'ambiente e degli animali, e la dottoressa Trupiano è la presidente del suo club che presenterà pure lei, sottoscriverà pure il protocollo d'intesa. Abbiamo accolto con grande favore ed entusiasmo la proposta della Rete Civica per la Salute, che è costituita anche da tutta una serie di associazioni che veramente rappresentano l'eccellenza del nostro territorio. Rete Civica della Salute per noi del SOR Optimist significa avere la possibilità di esprimere il nostro contributo di donne su un tema che è quello della salute. Noi per esempio teniamo molto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla medicina di genere, ma anche è considerato che è un progetto molto ampio a darci la possibilità di esprimerci anche nel rapporto con le pubbliche amministrazioni, con le istituzioni, e portare dunque quello che è l'idea delle donne. Oltre al SOR Optimist anche il parco ha aderito alla rete? Sì, già un anno fa, durante il primo meeting della Rete Civica della Salute in provincia di Agrigento, il direttore Sciarratta, l'architetto, ha aderito col protocollo d'intesa perché è molto sensibile alle tematiche del benessere e della salute delle persone. Direttore, come mai avete aderito, con quale prospettiva? L'argomento è importante, è un argomento sul quale non bisogna mai abbassare la guardia, ed essere sempre informati ed essere sempre lì a cercare di fare bene, di acquisire nuove notizie in modo tale che il problema possa essere conosciuto e quindi prese le dovute misure per far sì che il benessere che riguarda il mondo del lavoro possa essere garantito. Quindi abbiamo aderito con piacere lo scorso anno perché ne condividiamo la iniziativa e per quello che possiamo daremo il nostro supporto, e soprattutto per quello che ci interessa avremo anche da questa collaborazione la possibilità di acquisire nuove metodologie, nuove notizie che possano permettere il superamento di ostacoli che giornalmente e quotidianamente per il lavoro che facciamo sono sempre lì, che possono nascere, ma questa collaborazione e questa erudizione che ci viene dalla collaborazione potrà essere un ottimo sollievo per risolvere i problemi. Anche il dottore Gennaro partecipa a questa iniziativa, in che veste? Io sono il responsabile cittadino della Rete Civica della Salute. Domani avremo modo di affrontare le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Molto spesso i costi, gli oneri relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati visti come degli oneri, quindi degli oneri subiti sia da parte delle pubbliche amministrazioni che da parte dei privati imprenditori. In realtà sono degli investimenti. Si pensi ai costi che molto spesso devono essere portati alla collettività in conseguenza del mancato rispetto degli adempimenti, degli oneri, delle misure complessive per la tutela dei lavoratori. Si pensi alle morti, purtroppo, agli infortuni, alle degenze in ospedale, a tutti gli oneri in termini previdenziali che successivamente ad un infortunio sul lavoro devono essere sostenuti dalla collettività. Domani avremo modo di esaminare questi profili. Si tratta di un momento di riflessione per capovolgere, per rivoluzionare il concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono essere visti come un investimento da parte dei datori di lavoro per la sicurezza non solo dei lavoratori, ma anche per abbattere i costi
complessivi della tutela della salute. Il nostro ruolo è quello di coadiuvare le amministrazioni e nello stesso tempo dare delle linee di indirizzo, in questo caso riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi dobbiamo considerare come luoghi di lavoro non solo gli uffici comunali, ma un po' tutto quello che afferisce al comune, anche per quanto riguarda l'istruzione o altro, perché i luoghi di lavoro devono promuovere salute innanzitutto, e per promuovere salute devono non solo considerare la sicurezza, ma anche attivare quelle situazioni che consentano, grazie a una buona salute e quindi attività motoria, mancanza di stress, di burnout, di evitare gli incidenti sul lavoro.